Sul banco degli imputati le repentine escursioni termiche, le piogge eccessive, gli attacchi di muffe, ecco i colpevoli della lacerazione della bacca o acino con la conseguente perdita di oltre il 50% del prodotto. Notevoli i danni in Sicilia e in provincia di Agrigento sull'uva da tavola causati dalla spaccatura dei frutti. Il fenomeno si è registrato nell'area di Canicattì, Campobello e Ravanusa, dove l'eccellente Uva Italia si è trasformata in un prodotto assolutamente non commerciabile. A lanciare l'allarme il mondo imprenditoriale agricolo di quella fetta del territorio per bocca del presidente di Confagricoltura di Agrigento, Rosario Marchese Ragona, che parla di dramma economico che rischia di fare fallire numerose attività. Occorre subito intervenire, avverte Ragona, con la massima espressione di riferimento che è l'assessore regionale all'agricoltura, con provvedimenti certi, applicabili, veloci e remunerativi. Sempre in materia di fenomeni di attacchi di fitopatie, l'uva da mosto subisce pesantemente il fenomeno della perenospora, con danni stimati, osserva ancora il presidente di Confagricoltura Agrigento, dei nostri tecnici sul campo di una mancata produzione non commerciabile di circa il 40%. E intanto la notizia circa l'approdo di una nave carica di olio tunisino diretta a Sciacca desta non pochi sospetti, denuncia Ragona, visto che siamo in prossimità del raccolto delle olive. La preoccupazione è dettata dall'invasione del mercato agrigentino di olio tunisino che potrebbe essere spacciato come siciliano. Ed in tutto questo i nostri costi, rileva Ragona, non possono reggere con quello della Tunisia e quindi di riflesso la stessa vendita dell'olio. Parola d'ordine, conclude il presidente di Confagricoltura Agrigento, è intervenire con gli organismi preposti ed attivare misure compensative agli agricoltori ed effettuare maggiori controlli nelle importazioni di prodotti che vengono dal resto del mondo al fine di non far fallire il mercato agrigentino e siciliano.